A Cagliari, per Cagliari Trapani, Diego Carmignani. Bella giornata di sole anche a Cagliari, derby delle isole tra deluse dell'ultimo turno di campionato, perdendo contro il Pescara. Il Trapani ha perso la propria imbattibilità, il Cagliari sconfitto a sorpresa a Novara ha perso la testa della classifica. Abbiamo un Cagliari a 16 punti e Trapani a 13, rosso-blu 4 vittorie su 4 in casa e Trapani mai sconfitto in trasferta dove ha subito soltanto un gol. Partita dunque interessante, squadre speculari, quelle scelte da Rastelli e Cosmi, mandate in campo con il 4-3-1-2. Storari in porta, Pisacane e Murru sono i cursori di fascia, Cepitelli e Krainzi centrali. A centrocampo abbiamo De Sena, Di Gennaro e Fossati, João Pedro alle spalle di Farias e Melchiorri. Per Cosmi, Nicolas in porta, Eramo e Rizzato, terzini Pagliarulo, Scognamiglio i centrali difensivi, Ciaramitaro, Scozzarella, Barilla, centrocampo Coronado, supporta Cido e Sparacello, arbitra Rapuano di Rimini. Linea Corsini. Di Vergara e il Cagliari in vantaggio al 22esimo minuto, ha segnato Farias. Cagliari 1, Trapani 0. 27 minuti a Cagliari in vantaggio dunque di un gol. Dicevamo che giusto un'azione individuale poteva far cambiare questo equilibrio e c'è stata la commessa Scognamiglio, erroraccio del difensore centrale siciliano che ha rilanciato direttamente sul corpo di Melchiorri in pressing. Si è slanciato il giovane attaccante ex Pescara, messa in mezzo e Farias stava per fare un altro pasticcio, era completamente solo, l'ha sfiorata a malapena, la palla è rotolata al di là della linea di porta. Anche dubbi se fosse passata oltre appunto la fatidica linea, però il rilancio di un difensore che l'aveva presa è finita addosso al portiere. Palla in rete, l'1-0 del Cagliari comunque legata a un'individualità, quella dell'azione, abbiamo detto un errore del difensore poc'anzi, altro tentativo di Melchiorri al volo su cross di Murru. Cagliari che sta legittimando il vantaggio 1-0 quando è il 28esimo. Linea a Salerno della Salernitana. Ancora Farias, 29esimo minuto, Cagliari 2, Trapani 0. 2-0 dunque, doppietta di Farias. Se nel primo caso il brasiliano si è trovato la palla sui piedi, l'ha mandata in rete in maniera fortunosa, questa volta ha veramente fatto tutto da solo. Ripartenza, palla a Farias all'ingresso dell'area di rigore, si è spostato verso sinistra, ha saltato come birilli sia Pagliarulo che Scognamiglio, infine Eramo e nella posizione più difficile decentrata diagonale alle spalle di Nicolas. Quindi testa della classifica non raggiunta per il Cagliari, visto che il Crotone sta vincendo, però c'è la testa della classifica dei marcatori che è stata agguantata da Farias. Sesto centro per lui. Terza rete del Cagliari, Pisacane il marcatore da calcio d'angolo. 3-0 tra Cagliari e Trapani. A Cagliari è il 46esimo, il primo dei 2 minuti di recupero, c'è il Cagliari in vantaggio di 3-0 contro il Trapani. La terza è stata messa a segno, come raccontato da Pisacane, calcio d'angolo di Di Gennaro, ha svettato il terzino pupillo di Rastelli, precedendo anche João Pedro che era pronto in acrobazia. Calcio d'angolo dubbio in realtà, perché João Pedro si era portato forse la palla fuori prima che fosse causato il calcio d'angolo, dunque sospetti su questa decisione. Poc'anzi però, prima del gol del 3-0, c'è stata la più grossa occasione per il Trapani. Citro ha fatto tutto da solo, ha dribblato il proprio avversario e ha sfiorato l'incrocio dei pali. 3-0 tra Cagliari e Trapani quando è il 46esimo e 40 secondi, linea che va a Salerno. Sesto minuto a Cagliari avanti di 3 gol sul Trapani, risultato forse bugiardo, esagerato. Comunque Cagliari bravo a capitalizzare tutte le occasioni più pericolose del primo tempo e Trapani che ha sulla coscienza almeno uno dei 3 gol con l'erroraccio di Scognamiglio che ha buttato la palla addosso a Melchiorri in occasione del vantaggio. Di lì partita in discesa per il Cagliari, con il Trapani che ha fatto una sostituzione alla mezz'ora, è entrato in campo Raffaello al posto di Barilla infortunato. Trapani più intraprendente in questa ripresa, è andato già vicinissimo al gol del 3-1, un tiro da 30 metri di Rizzato, traversa che ha tremato sopra Storari, poi i giocatori in area siciliani non hanno potuto ribadire in rete. Immediatamente dopo incursione di Farias, lancio di Di Gennaro fermato abilmente da Nicolas. Cagliari 3, Trapani 0, 6 minuti e 30 secondi della ripresa, linea che va a Salerno. L'attaccante del Genoa un calcione, accorcia le distanze il Trapani, Scognamiglio al minuto 11° del secondo tempo. Cagliari 3, Trapani 1.
Sono 13 minuti, anzi 14 in questo momento a Cagliari. Cagliari dunque 3-1 in avanti. In questo secondo tempo c'è stato alla rete di Scognamiglio, calcio d'angolo, ha impattato di testa il difensore centrale dei siciliani, che evidentemente voleva rifarsi dopo l'errore che ha dato il via alle danze al primo gol, quello di Farias. Seconda rete per il centrale difensivo di Cosmi dopo quella siglata in Trapani. Lanciano è a mettere paura. 4-1 del Cagliari, gol di Giannetti. Cagliari 4, Trapani 1. A Cagliari 46esimo e 30 secondi della ripresa, 5 minuti di recupero che ha voluto Rapuano di Rimini. 4-1 il risultato, il quarto gol di Giannetti sintetizza un po' questo secondo tempo, dove il Trapani è stato squadra sterile, disastrosa dietro, e lo show l'ha regalato Farias. Prima del 4-1 di Giannetti un altro salvataggio sulla linea, ha saltato anche il portiere, colpo di tacco e poi salvataggio di Pagliarulo. Farias che ha servito il liberissimo Giannetti, sempre su un'azione di ripartenza, 4 difensori su di lui, liberissimo l'ex giocatore del Siena, che gioca, lo ricordiamo, con una maschera protettiva. Diversi cambi, sono entrati Teio e Barella per Di Gennaro e João Pedro, Accardi e Cavagna per Pagliarulo e Scozzarella. Partita che va quindi lentamente a concludersi su un risultato che vede il Cagliari prevalere per 4-1. Siamo al 47esimo e 20 secondi del secondo tempo, alla linea che va allo studio. Di fuorigioco Rincon. Finale a Sant'Elia, Cagliari batte Trapani 4-1. D'accordo Carmignani.